Buonasera e bentrovati con il consueto appuntamento del mercoledì con Volley Time, un appuntamento che ritorna dopo la pausa del 25 aprile, una pausa che è servita alla squadra per tirare un po' il fiato, ma non certo per non giocare, perché infatti la Benj è scesa in campo e di nuovo ha vinto. Allora innanzitutto, prima di passare alle domande, vi presento gli ospiti di questa sera che sono Andrea Scanavacca, l'amministratore delegato, lo conoscete già benissimo e come già conoscete anche le giocatrici che ormai sono venute tutte in trasmissione e che quindi ritornano. Stasera c'è Chetti Monteleone, maglia numero 3, ciao Chetti, e Elena Vidal, che finalmente ti chiamo Elena perché la prima volta ho sbagliato, quindi perdonami, con la maglia numero 7 e Nicola Benini, l'allenatore. E allora Andrea, parto proprio da te, un'imbattibilità casalinga ormai praticamente possiamo dirlo tenuta fino all'ultima partita, perché l'ultima partita, quella davvero da giocare, sarà giocata fuori casa, quindi il fortino di Rovigo è rimasto inviolato. Sì, diciamo che è stata una grande stagione, perché alla fine, oltre ai risultati che abbiamo ottenuto, avere perso nemmeno una partita in casa è stata veramente un altro record. E diciamo che sabato è stata una partita un po' sofferta, dove sicuramente non abbiamo giocato da bench, perché sai, diventa difficile in questo momento trovare anche i stimoli, perché quando ottieni questi risultati importanti poi è difficile la concentrazione. Però la cosa importante è che abbiamo vinto ancora e siamo là davanti, e adesso andremo sabato a giocare un'altra partita, perché sicuramente vogliamo chiudere la stagione con una vittoria, perché alla fine non si lascia mai una stagione con una sconfitta. Benissimo, e allora Nicola, una vittoria con lo Stra che però l'avete un po' sudata, perché vi ha comunque portato al tie break. Sì, non siamo stati continui, non siamo stati concentrati tutta la partita. D'altronde, come diceva prima Andrea, mantenere la concentrazione adesso è un po' difficoltoso, perché si ha tanta voglia anche di festeggiare, si ha proprio voglia anche di staccare un po' la spina, e io provo a rompere le scatole, a tenere sulla corda, a volte ci si riesce, a volte meno. In studio c'è qualcuno che annuisce. Giusto per abitudine societaria, un po' di pressione. No. Nicola, ma ti sei accorto che era la 17ª vittoria? Sì, mi sono accorto, però Scherzo, io scherzo. la scaramanzia è andata via dopo la partita col baule, quindi benissimo, perché abbiamo sempre scherzato sulla scaramanzia, insomma su un po' di gesti scaramantici, quindi magari il 17, però anche tenevo di più volta la nona ho temuto un po'. Ah, hai temuto la nona? Ah, perché la nona all'andata abbiamo perso, dopo 8 vittorie la nona abbiamo perso. Allora, beh, insomma, comunque una vera e propria marcia trionfale. Sì, assolutamente sì. E allora Chetti, comincio da te, intanto ciao, ben trovata. Tu ovviamente che la partita l'hai vissuta in campo, che partita è stata quella con lo Stra? Raccontacela un po'. Allora, secondo me è stata una partita tra virgolette strana, perché loro erano salve, noi già promosse, quindi diciamo, c'era tutta questa motivazione che c'è stata all'inizio del campionato e anche durante. Infatti anche il risultato è stato strano, un 3-2 inaspettato, pensavamo di chiudere prima e per fortuna abbiamo chiuso in positivo per noi, dando almeno un'altra soddisfazione alla società, all'allenatore e tutto il pubblico che era lì a seguirci. E allora Elena, qual è stata la difficoltà che poi vi ha portato al tie break? La difficoltà, poi vabbè, noi abbiamo giocato comunque, abbiamo dato spazio a tutte, quindi abbiamo giocato tutte, però come hanno detto anche loro, le motivazioni ormai sono quelle, quindi ci stava, certamente non ci stava a perdere, quindi il quinto abbiamo dato tutto perché tutto non potevamo perdere. Dare, certo. Poi insomma campionesse mica... poi in casa no. E invece diciamo questa imbattibilità casalinga, quanto ci tenevate? Beh, tantissimo, perché rimane tutto nella storia, quello che abbiamo vinto, quello che abbiamo fatto, quindi quest'anno ricordare che non siamo state mai sconfitte in casa è un bel risultato e possiamo dire che siamo state noi a farlo, quindi siamo fiere. Nicola, come a Udine anche questa volta hai dato spazio praticamente a tutte le giocatrici? Sì, era secondo me doveroso, perché comunque quando si parte per vincere bisogna sempre tenere la tensione alta e si possono fare poche prove, bisogna andare avanti, quando si trova un equilibrio bisogna cercare di andare avanti con quello. E dal momento che avevamo raggiunto i nostri obiettivi mi sembra giusto dare spazio a chi ha avuto, non perché ha avuto dei demeriti o perché si è allenato peggio, ma perché magari nel momento in cui abbiamo trovato l'equilibrio non era in campo, ha avuto meno spazio.
Come le hai trovate comunque queste atlete? Ma io le trovo sempre bene, poi ovvio ci sono alti e bassi, magari c'è la difficoltà anche di entrare in un momento in cui le tue compagne che hanno dato tanto fino a quel momento sono in una fase un po' più di calo, e quindi non è semplice neanche per loro, che magari si trovano ad avere responsabilità, a voler anche dimostrare, e magari sono di fianco ad atlete che magari sono un po' più deconcentrate, un po' meno concentrate, diciamo così. Però non credo che rappresenti un problema, perché comunque noi in allenamento proviamo tutte le soluzioni possibili, lo facciamo dall'inizio dell'anno, tutte sono pronte a giocare con tutte, quindi... Certo. Quindi bene, e poi abbiamo comunque della gente all'altezza che si può giocare tranquillamente tutte le partite. E allora la classifica vede la Benj in testa e subito dietro si infiamma la lotta per i playoff. Andrea? Ma sinceramente pensavo che Fratte e Chions fossero le favorite per andare ai playoff. Sabato il Fratte ha perso una partita contro la penultima in classifica, lì è veramente stata una sorpresa. Adesso credo che difficilmente il Belluno e il Chions perderanno, almeno che il Baule, perché ha bisogno di punti, vinca col Chions, anche se la vedo molto dura. Penso che loro due andranno a questo punto ai playoff. Dispiace perché secondo me il Fratte era una squadra che avrebbe meritato di andare ai playoff, forse più anche del Belluno, perché è stata una squadra che ha avuto un momento di calo, però come gioco, come anche dal punto di vista di ragazze, ho visto un gruppo molto più unito di quello che è il Belluno, però insomma questo fa parte dello sport, certo. Sono arrivate lì in 4-5 squadre a 2-3 punti e le ultime partite pesano molto. Noi per fortuna, come dicevo prima, bisogna cercare di staccarsi il prima possibile, quando arrivi alle ultime partite hai un anno sulle spalle, inizia la stanchezza, anche la Coppa Italia, quindi credo che saranno a sto punto Chions e Belluno. E Nicola, il Santa Giustina ha perso con la penultima in classifica, quindi alla luce dei playoff come vedi Martignacco e Belluno? Io sono d'accordo con Andrea, io mi aspettavo Santa Giustina ai playoff, hanno avuto una partita balorda, ci sta, del resto quando si affrontano le squadre di bassa classifica è un attimo trovarsi sotto. Noi abbiamo visto a Udine che ci siamo messi in difficoltà da soli e quindi dispiace perché comunque con l'allenatore di Fratte c'è un bel rapporto e quindi ci sentiamo tutte le settimane, mi dispiace che non farà fatica ad arrivare. Sì. Dispiace anche per Martignacco perché è una bella squadra e anche loro si sono trovati tagliati fuori. Era una lotta proprio sul filo di lana, penso che a questo punto Chions e Belluno andranno ai playoff e poi si vedrà, insomma. Speriamo per loro perché comunque sono stati avversari ideali e corretti e quindi se riescono a salire assieme a noi complimenti a loro, insomma. E allora, qui sul tavolo ancora in nostra compagnia c'è la Coppa vinta in Final Four e accanto a me non c'è la solita felpa della società ma c'è la maglia di Chetti. Chetti, tu sei stata eletta miglior giocatrice in campo nelle partite di Final Four. Allora raccontacela e raccontaci anche le tue emozioni. Intanto è sicuro sono stata sicuro, e se no questa non sarebbe qua. Sì, guarda, intanto vincere già la Coppa è stato veramente emozionante perché insomma in tutta la mia carriera non l'avevo mai vinta una Coppa Italia. L'anno scorso siamo arrivati vicine, ma non tanto perché su 4 squadre siamo arrivate quarte, quest'anno è andato di gran lunga meglio. Vincere tra l'altro il premio di miglior giocatrice per me è stata una soddisfazione doppia perché appunto insomma dare il mio contributo e insomma essere sapere vista. Di aver contato tanto insomma anche sì, guarda, io penso di aver dato tutto e forse mi è stato anche riconosciuto e per questo sono doppiamente contenta. E noi lo siamo per te, anche perché poi tra l'altro sono state partite davvero impegnative, è vero? Sì, la semifinale per me è stata la vera finale contro il Pinerolo, infatti abbiamo fatto un 3-2 estenuante, guarda, veramente faticoso, e poi in finale abbiamo incontrato il Lodi e abbiamo vinto 3-0 inaspettatamente perché comunque è una squadra molto ben quadrata e forte e non abbiamo sentito affatto la stanchezza dei 5-7 la sera precedente, anzi abbiamo giocato veramente bene e il risultato si è visto. Ecco, una domanda che faccio a tutte e due, il Palazzetto dello Sport era traboccante di tifosi, com'è stato giocare con un pubblico così caloroso?
Emozionantissimo, tra l'altro sentirsi a casa quando non lo si è del tutto, nel senso che io sono pugliese e non veneta, è davvero emozionante, ti hanno fatto sentire davvero una di loro e loro li abbiamo sentiti come un settimo giocatore in campo, quindi dobbiamo ringraziarli maggiormente per come ci hanno seguito e sostenuto. Beh, tra l'altro tu sei anche argentina, quindi insomma ti sarai sentita un po' accolta da tutto questo era tifo. tutto bello, tutto era preparato, anche le bambine, poi gli striscioni, era tutto veramente molto bello, molto emozionante. Più che altro ti accorgi alla fine della partita, Sì, però certo. era bellissimo. Anche perché non dovete distrarvi, perché No, sennò infatti. se dite che il pubblico vi distrae, ve li caccia tutti, quindi non ve li fa venire più. Elena, 8 giorni dopo la vittoria della Coppa è arrivata anche quella del campionato, quindi passaggio ufficiale in B1. Tu tra l'altro questa emozione l'avevi già vissuta perché un campionato e una Coppa li avevi già vinti, ma che differenza di emozione c'è ad oggi? Sei anche più grande, hai più esperienza e sicuramente una squadra diversa, insomma raccontaci un po'. Beh, l'anno scorso, perché l'ho fatta l'anno scorso, uguale, la doppietta, insomma, campionato e Coppa Italia è stato veramente, io penso che una squadra fare tutte e due lo stesso anno sia molto difficile. Poi fare anche quest'anno 2 volte consecutive, veramente come squadra siamo molto, molto contenti, molto fieri di quello che abbiamo fatto. E niente, poi ovviamente giocare in casa è stata la ciliegina. La ciliegina. Andrea, puntata a vincere anche sabato? Ma è il nostro, questo è una domanda proprio scontata di quelle. l'obiettivo, A saldo. io l'ho sempre detto quando siamo partiti, le ragazze sicuramente anche adesso durante gli allenamenti forse sono più intensi gli allenamenti, perché poi dopo credo che loro lo diranno, perché quando vado in palestra c'è veramente un'atmosfera perché fanno le partitine tra di loro, quindi anche in allenamento in questo momento si deve vincere, quindi assolutamente per noi l'obiettivo è quello di andare sabato, di andare a vincere per chiudere la stagione con una vittoria, perché alla fine è nel nostro DNA, deve essere il nostro DNA, deve essere nel DNA delle ragazze, dello staff e di tutti, perché altrimenti, come ho sempre detto, noi quando abbiamo vinto ho iniziato a sentire un po' di voce, ma adesso la badge, cioè per noi non vi siete mai fermati. Esatto, il rispetto lo devi guadagnarsi in campo, andare per vincere, poi dopo... È giusto anche nel rispetto dei tifosi che continuano a seguirvi e sono lì che insomma vogliono vedervi vincere. Questa è la cosa che deve essere, che è importante. E allora sabato con il Preganziol, Nicola, che partita prevedi? No, prevedo una partita, non lo so, dipende da come la approcciamo, spero ci sia un approccio concentrato alla loro altezza e poi penso che sia una partita che possiamo controllare tranquillamente, a patto di giocarla con la giusta concentrazione. Chetti, all'andata 3-0 se non sbaglio, prevedi il bis? Ovvio, Ovvio. Sì. Vinciamo 3-0. Mi sembra di sentire il presidente in queste risposte, proprio un'influenza dei dirigenti sulla squadra formidabile. Siamo un tutt'uno noi con la dirigenza. No, è vero, questo però davvero adesso è per scherzare, però è davvero così. Voi avete fatto proprio vostra la filosofia e della squadra e degli obiettivi, è vero? Sì, diciamo che in una società dirigenza e squadra devono viaggiare insieme. Se la società ha un obiettivo, ovviamente anche la squadra, di conseguenza si va di comune accordo così. Se gli obiettivi sono quali bisogna raggiungerli insieme. Elena, quanto è difficile continuare a essere concentrate, dare il massimo anche alla luce di tutte le vittorie ormai? Ma è per l'agonismo, per la voglia di vincere e continuare a vincere e anche magari provando delle cose che magari possono venire anche il prossimo anno se restiamo tutte. Niente, sempre con la voglia di vincere. Quando avete festeggiato la vittoria di sabato, so che avete un po' coinvolto anche lo staff, esattamente in cosa si può sapere, perché ci mancano le immagini questa volta. Ma manca invece qualche dirigente ancora. Sì, da festeggiare. Sì, dobbiamo ancora Quindi continuare. c'è ancora qualche sorpresa in vista dell'ultima partita, possiamo dire così? Sì, diciamo che è un po' un segreto. Quindi... I presenti sono stati già giustiziati con bombolette spray, docce. Beh, uno l'abbiamo visto in diretta, poveri. Più volte. Ah, più volte? I prossimi. Che è successo anche ancora? sabato, poi parrucca. No, non puoi. Non è Dignità, rossetto ancora, rispetto. ma anche rossetto avevo. No, Allora, dopo la partita di sabato ovviamente finalmente un po' di meritato riposo. Andrea? Ma riposo sinceramente non so cosa sia, nel senso che io
Come società noi stiamo già lavorando ormai da più di un mese per il prossimo anno. Per le ragazze sicuramente fino a fine maggio rimarranno con noi e inizieremo a parlare con tutte loro, con chi lo staff tecnico deciderà per il rinnovo il prossimo anno, e l'obiettivo è quello di lavorare adesso, perché alla fine quando vuoi ottenere dei risultati naturalmente devi anche avere una base, devi avere anche degli obiettivi. Gli obiettivi sono quelli di costruire una squadra per il prossimo anno che faccia una categoria importante, una B1, che sicuramente sarà molto dura, però vogliamo fare un campionato che sia, l'obiettivo sicuramente la salvezza, però vogliamo essere una sorpresa, quindi per essere una sorpresa bisogna lavorare già da adesso per costruire questa nuova squadra che sicuramente avrà, e l'obiettivo nostro è quello di mantenere per almeno l'80% delle ragazze che hanno dimostrato di valere sicuramente la B2, ma siamo convinti, e soprattutto lo staff tecnico, che possono fare benissimo anche in B1. Beh, tra l'altro mi sembra chiaro anche alla luce delle trasmissioni e alla luce delle partite che c'è tanto ottimismo da parte della squadra e da parte della dirigenza. Tu ci sei sempre sembrato davvero tanto ottimista anche nelle risposte che hai sempre dato, quindi prevedi un campionato da protagonisti in B1? Allora, sicuramente non parteciperemo tanto per fare il campionato, questo è poco ma sicuro. Noi ci siamo dati un obiettivo con la società in 5 anni di arrivare a un certo tipo di campionato, che adesso non mi ricordo, non riesco a pronunciare la parola, però l'obiettivo è quello di far bene, l'obiettivo è di costruire prima di tutto una solidità dal punto di vista societario, quello stiamo cercando di fare. Poi sicuramente dal punto di vista delle giovanili, perché stiamo lavorando molto con le giovanili, il prossimo anno avremo anche una serie D, quindi automaticamente una serie D che faremo giocare e ci saranno tante giovani, e poi naturalmente cercheremo di costruire questa B1 che non sia sicuramente né troppo giovane, che non sia né troppo, cioè un mix che possa sicuramente ottenere risultati importanti, perché noi abbiamo iniziato un percorso, abbiamo iniziato a farci conoscere, la gente adesso a Rovigo sa cos'è la Benj, abbiamo dimostrato, tantissima gente viene al palazzetto, e quindi automaticamente dobbiamo fare una squadra che possa ancora una volta portare più gente al palazzetto, perché i presupposti, gli obiettivi sono quelli. Molto bene, e tra l'altro parlavi di settore giovanile, proprio il settore giovanile da voi è incentivato anche grazie a organizzazioni estive, che sono quelle legate a un campus, che anche quest'anno si terrà dal 17 al 23 giugno, correggimi se le date non sono quelle. Il primo che noi facciamo a Rosolina Mare, esatto. Quindi in cosa consistono questi campi? Diciamo che questo è il nostro primo campus, praticamente l'abbiamo deciso un mesetto fa, perché ci è venuta questa proposta al TZ, che è di Rosolina, e ci hanno detto: perché non fate questo campus? Abbiamo detto: vai, proviamo, siamo un po' in ritardo, e in 20 giorni abbiamo già 35 ragazzini, più altri, penso che arriveremo a 45, che è un risultato veramente, sono tantissimi, certo. Ed è quello di cercare di portare i ragazzini, di fare una settimana insieme tra di loro, che facciano e praticano lo sport, ma allo stesso tempo anche socializzano tra di loro. Avranno a disposizione anche, oltre degli animatori, ma anche dei tecnici che metteremo a disposizione noi come Benj, e poi avranno ogni giorno ci sarà una ragazza della B che andrà a trovarli, perché alla fine quello che conta più di tutto è che per noi questa deve essere tutta una famiglia, dove praticamente tutti collaborano, ma anche al raggiungimento di quello dell'obiettivo. Quindi una ragazzina di 10 anni, 12 anni, che vede in loro adesso le loro idole, perché alla fine si è visto al palazzetto quante ragazzine, per loro è molto importante vederle, non so, una settimana che stanno lì in spiaggia o che fanno lo sport. Anche momenti associativi che non siano strettamente legati al gioco in campo, ma anche nella socialità normale, insomma, della vita. Assolutamente, anche per una crescita assolutamente di una ragazzina, perché alla fine io penso sempre che anche una deve avere lo spazio per poter crescere, quindi non solo con la mamma e il papà, ma anche rimanendo anche una settimana da sole. E allora, se c'è ancora spazio per iscriversi, lo vogliamo ricordare un attimo, quindi un campo estivo che va dal 17 di giugno al 23 al TZ di Rosolina Mare, e quindi le iscrizioni possono essere fatte tramite il nostro sito, che è www.benjerovigo.it. E allora torniamo un attimo a parlare di tecnica con l'allenatore della Benj, vedi come sono professionale. Che differenze ci sono tra la B2 e la B1 che vi apprestate a giocare?
La B1 vista quest'anno non ha grandissime differenze secondo me, ovviamente è un gradino più sopra, quindi la palla viaggia un po' più veloce, viene colpita ad altezze un po' maggiori, però credo che già la Benzi quest'anno, quella di fine campionato, possa fare la sua figura. Ovvio che magari qualche ritocco andrà comunque fatto. La B1 è un campionato un po' strano rispetto agli anni passati, ci sono sempre 2 o 3 squadre molto ben attrezzate per il salto di categoria che hanno giocatrici che scendono dalla 2 e che quindi sono capaci di fare la differenza, e le restanti squadre sono ad un livello un pelino più basso, un livello molto equilibrato, e quindi è un campionato dove bisogna essere molto costanti, e poi i risultati possono arrivare. Diciamo che la base di partenza La base di partenza c'è. Adesso vediamo, certo. Dipende dal lavoro di Andrea, certo. Dipende ovviamente anche dalla volontà delle ragazze di rimanere, però direi che già con la squadra di quest'anno abbiamo una buona base di partenza. E allora, così, random, un bel ricordo che ognuno di voi porta di questa stagione della Benj. Andrea, Chetti, Elena e Nicola. Vabbè, io in primis è miglior giocatrice, perché insomma è abbastanza... Ovviamente. Sì. E poi le emozioni fortissime dell'unione della squadra in momenti di difficoltà, e soprattutto la riconoscenza della società, insomma, di quando abbiamo vinto, sono stati speciali nei nostri confronti. Grazie. Elena? Io sicuramente l'ultimo punto di Coppa Italia, perché comunque vabbè, il campionato puoi giocare e se all'inizio si vince o si perde, poi comunque andare avanti. Invece la Coppa Italia, se vinci passi avanti, se perdi basta, finita. Quindi l'ultimo punto proprio ti lascia andare e niente, festeggi. Quindi l'ultimo punto. Nicola? Penso alla Coppa Italia. Per il pubblico, penso l'emozione più forte è stato il boato del pubblico il venerdì sera quando sono entrato in campo. La presentazione era da pelle d'oca, è stata l'emozione più forte. Poi dopo ovviamente la vittoria della Coppa Italia subito dietro. Subito dopo. Andrea? Credo che abbiano detto tutto loro, nel senso che sicuramente l'emozione forse più grande per me come società è aver portato così tanta gente al palazzetto, e prima che iniziasse la partita avere il palazzetto pieno è stata forse, diciamo, l'emozione più importante. Poi dopo naturalmente la vittoria è quella che va, diciamo, la ciliegina sulla torta, però sicuramente lì c'è stato nel momento in cui tante persone hanno detto che è impossibile, ma è a Rovigo, non verrà gente. Noi abbiamo creduto e penso che questa sia una cosa, è stata veramente un altro successo da parte nostra, perché non è solo noi società, ma per me sono le ragazze, gli accompagnatori, i magazzinieri, tutti quelli che collaborano con noi. Quindi è stato un successo di squadra proprio. Allora Nicola, proprio di festeggiamenti, di Coppa Italia, continuiamo a parlare, perché tu hai ricevuto davvero tantissimi complimenti, e qual è quello che ti ha, diciamo, fatto proprio raggiungere il cielo? Ne sono arrivati tanti che mi hanno fatto piacere, soprattutto dai colleghi, degli avversari. La settimana scorsa mi ha scritto anche Andy Delgado, che è un allenatore che stimo e che è stato un avversario molto difficile da superare, si è complimentato, ma anche il coach di Elena dell'anno scorso, Ferrari, non era neanche caduto all'ultima palla, mi aveva già scritto per farmi complimenti, l'allenatore del Frate, insomma mi ha fatto molto piacere ricevere dagli altri allenatori, perché comunque loro sanno che cosa c'è dietro tutti questi successi. Non è così immediato arrivare in palestra con una squadra comunque di livello, ma bisogna lavorare tutti i giorni. Anche loro sanno i sacrifici che le ragazze fanno giorno dopo giorno per arrivare lì, e quindi ha un sapore diverso, perché non è il tifoso che arriva, si complimenta, che comunque fa un piacere enorme anche quello, però sono complimenti sentiti magari da persone che sanno tutto il lavoro che c'è dietro, quindi che lo rispettano, ed è una bella gratificazione. Molto bene, allora io vorrei approfittare in conclusione di trasmissione di fare gli auguri di compleanno, anche a nome dei miei ospiti, al presidente della Benj. Sbaglio? Oggi è il suo compleanno, quindi auguri presidente. Glielo vogliamo fare quindi il regalo di vincere l'ultima partita di campionato? Dopo avergli regalato la Coppa, dopo avergli regalato la B1.
Sì. Sì, ma sicuramente insomma, lo facciamo per tutti, e il Presidente per il compleanno glielo facciamo questo regalo, e anche per il nostro dirigente accompagnatore che si chiama Vanni. Allora salutiamo anche Vanni. Salutiamo anche Vanni e salutiamo anche Barbara. Avete notizie di Barbara? Sta meglio per fortuna, sì, è venuta a trovarci ovviamente in casa durante la partita, l'abbiamo salutata, è sempre con noi, sempre una di noi, l'abbiamo vista un po' meglio anche di umore, poi penso stia andando bene anche la riabilitazione, speriamo di riaccoglierla presto senza niente. Senza gesti, senza stampelle, infatti, senza con i niente. propri piedi. E allora ovviamente un saluto anche a tutte le altre ragazze, a tutti gli altri componenti dello staff. Vi ricordo che ovviamente l'appuntamento in campo della Benj è per sabato 5 maggio alle 20:30 sul campo della Polisportiva Preganziol, quindi fuori casa, l'ultima partita di campionato e l'ultima partita in B2. Ovviamente l'appuntamento con Volley Time è per il prossimo mercoledì alle ore 21 su Venetoggi, probabilmente con una bella sorpresa che non vi svelerò. E allora per adesso io mi fermo qui, grazie a tutti voi di essere stati i nostri ospiti, grazie di averci seguito, arrivederci alla prossima settimana.